Ben ritrovati a Mesedek Sitake, la trasmissione dove facciamo ricette friulane. L'ospite che arriva oggi è una donna molto giovane, fa una professione veramente super e per lei stiamo preparando dei biscotti con farina, buccia di limone, marsala, un uovo, burro, zucchero e un pizzichino di sale. Ci vediamo tra poco con la ricetta. Stiamo per fare dei biscottuts, colacciuts, battecui, dipende da dove siete, o semplicemente la S di Raveo. Cominceremo con del burro morbido da mescolare con lo zucchero. Una volta che lo zucchero e il burro si sono amalgamati, aggiungeremo un uovo, lo facciamo assorbire bene, chiaramente questi passaggi li potete fare tranquillamente con una planetaria, con il gancio o con il gancio se avete tanto impasto, oppure con la pala piatta. Grattugiamo la buccia di un limone. Anche questi, come tutte le altre ricette, sono molto facili da fare, si fanno in poco tempo, giusto il tempo di mescolare gli ingredienti, poi andranno in forno per 12-15 minuti. Un pizzico di sale e un bicchierino di marsala. A questo punto l'impasto è veramente profumatissimo. Per il marsala usate quello secco, così poi con lo zucchero avrete un biscotto dalla dolcezza coerente, insomma. Una volta che tutti gli ingredienti saranno amalgamati, cominceremo ad unire a manciate la farina. Ne vanno circa 2 etti al massimo. Poi dipende, se il vostro bicchierino di marsala è un po' più capiente del mio, chiaramente ci andrà più farina, ma adesso lavorando vediamo a che consistenza di impasto dobbiamo arrivare. Cominciamo ad aggiungere la farina fino a ottenere un panetto modellabile, non troppo appiccicoso. Quando il composto comincia ad essere abbastanza sodo, che diventa faticoso mescolarlo con il mestolo di legno, ci facciamo spazio sulla spianatoia, così, infariniamo e lavoriamo direttamente qua. Una volta che abbiamo tutto sul tavolo, ricopriamo bene con la farina. Io avevo il burro molto morbido quando ho cominciato, per comodità. Eccoci. È simile a una frolla, quindi non serve tirarla per allungare la pasta, basta solo comporla. Come al solito un po' di pazienza. A questo punto il panetto è pronto, è morbido e non appiccicoso. Siamo pronti per farne dei filoncini di 12 cm, curvarli a S. In commercio li trovate abbastanza grandi e sono perfetti da inzuppare anche nel latte. A me piace farli anche piccolini per inzupparli in un vino liquoroso locale. Prendo la teglia, il forno è già caldo a 190 gradi. Per lo spessore regolatevi all'incirca come un dito. La mia tecnica molto scientifica per farli tutti uguali è sempre il metro da muratore, mi avvicino così e taglio 12, 24 e adesso li comporremo a S.
così, molto semplicemente, tanto essendo fatti di burro, poi durante la cottura si rilassano e diventano un po' più piattini. Così. Così se volete fare proprio le S classiche. Questa è già a misura. Per preparare le S di Raveo ci servono 200 g di farina 00, 100 g di burro, 100 g di zucchero, un uovo, un cucchiaino raso di sale, un bicchierino di marsala e la buccia grattugiata di un limone. I biscottini sono in forno mentre si cuociono, quindi ci vogliono circa 12-15 minuti. Abbiamo giusto il tempo di fare una chiacchierata con Elisa, che è appena arrivata qui con noi. Ciao ragazzi, ciao a tutti. Ben arrivata Elisa, in arte Liza Chain. Liza Chain, sì. Elisa, tu sei nata tanti anni fa come appassionata di musica, hai lavorato con un altro nome, poi durante il lockdown sei partita con Liza Chain. Ci vuoi raccontare il tuo percorso? Allora, partiamo dagli albori, quindi, e poi arriviamo a Liza Chain. Allora, diciamo che sono sempre stata appassionata di musica fin da ragazzina e principalmente ero appassionata di canto, quindi comunque roba abbastanza pop. Poi successivamente crescendo, sai, cominci ad andare nelle prime discoteche, vai a ballare di qua di là, ti appassioni anche ad altri generi, giustamente. E solamente che dalla passione appunto ho voluto farne un lavoro, come tanti altri magari, no, del settore. E così ho detto, boh, proviamo a fare magari un gruppetto, no? E sono partita proprio da ragazzina a fare questo gruppo di ballo dove magari facevamo le aperture, che ne so, in grotta, sì, ai tempi, quando furono. Ed era una cosa molto carina perché comunque sei ragazzina, fai i primi esperimenti, le prime esperienze che inizialmente sono anche divertenti perché lo fai per gioco. E poi però insomma cioè, fondamentalmente ho voluto continuare, poi chiaramente le mie amiche hanno preso altri rami, però io ho continuato, quindi poi diciamo che ho cominciato anche a studiare, ho fatto il mio primo album che si chiamava Seven, che appunto erano praticamente questi pezzi che parlavano dei peccati capitali. E quindi con questo album diciamo che ho cominciato a mettere su anche degli spettacoli e quindi appunto ho chiamato un corpo di ballo perché appunto facevo anche ballo ai tempi pop e breakdance e ho detto boh, mettiamo su delle coreografie, no? Facciamo un po' di spettacolo. Bella. Per fare dei concerti e così abbiamo cominciato, ho presentato il mio album per la prima volta alla Sagra di Martignacco. A Martignacco, sì, okay. Col corpo di ballo, dove appunto cantavo e ballavo assieme a loro e poi successivamente diciamo che sono andata anche in altri festival come quello di Maiano, sì. E anche lì è stata una bellissima esperienza perché poi ho aperto anche vari artisti come Giuliano Palma. Quindi hai fatto delle bellissime aperture. Sì, ne ho fatte parecchie nell'arco degli anni poi. Una cosa che a me sta piacendo e che dico solo a voi ma non a Elisa, che lei ha detto ai tempi che furono la grotta, quando invece per me i tempi che furono era, per chi di voi si ricorda, il Love Story di Butrio, la Botte, di Pradamano, quindi io e Elisa siamo su due epoche completamente differenti. Già. Nonostante questo però io ti seguo da un paio d'anni, lo sai, ci siamo scritte e mi è piaciuto tantissimo il tuo video, quello che a distanza di 2 soli anni ha 150.000 visualizzazioni. Sì. Quindi, Maiano, come siamo arrivati fino qua? Perché il tuo racconto sta diventando veramente bellissimo. No, diciamo che poi mi sono un po' evoluta nel tempo perché dopo aver appunto, come si dice,
esposto il mio primo album, ho voluto creare qualcos'altro, quindi ho detto, boh, mettiamo su un gruppo musicale vero e proprio, quindi con strumentisti. Il che non è andato proprio a buon fine perché giustamente sì, metti assieme un gruppo non è così facile perché ci sono tutti i vari impegni dei membri e non sempre combaciano con i tuoi. E di conseguenza ho detto, no, in realtà abbiamo fatto un'uscita che è stata a Genova, è stata anche divertente perché sì, ci siamo divertiti, che era per, adesso non mi ricordo come si chiamava, un festival comunque di musica che facevano 3 giorni e dove avevano anche delle interviste con varie etichette eccetera. È stata un'esperienza divertente, però da lì ho detto è meglio se magari mi metto in proprio perché alla fine dovevi stare dietro a tante cose e non ce la facevi proprio con i tempi Sì, quando a ci sono organizzare. tante persone Esatto. può essere complicato. E così da lì ho detto, buono, ok, studio in privato anche, faccio magari, mi concentro più sul genere elettronico. Che è quello che stai facendo Che è quello attualmente, a che me sto piace facendo. moltissimo. Usi uno strumento che sembra Una padella. Ok, grazie. Sì, restando in tema cucina, culinario, Sì. no? No, si chiama Anpan ed è appunto uno strumento molto, molto carino, insomma che Ha un bellissimo ultimamente suono. sì, ultimamente sta andando di moda, però insomma non è neanche così scontato, diciamo, da usare perché Certo, ti ho vista in un filmato che lo abbini anche a un flauto traverso. traverso, sì. E con quello ci ho fatto sia padella, come la chiamo io, flauto traverso, ci ho fatto un bel po' di pezzi nuovi adesso e che appunto sto continuando a produrre anche in questo momento perché giustamente approfitto dell'attimo di pausa che c'è anche in questo momento per fare le cose in studio, quindi produrre, creare nuovi brani, insomma. Questo stile di musica che tu produci è molto comune o è una cosa piuttosto nuova? Io non lo so, sai, per quello ti chiedo. Diciamo che non è né nuova né vecchia, è una via di mezzo perché diciamo, allora, il DJ in sé per sé è stato parecchio, secondo me, abusato nell'arco degli anni. Di conseguenza cosa succede? Adesso si sta cercando di far spuntare qualcosa di nuovo, nel senso che c'è bisogno di novità. E la novità sta appunto nel fatto di abbinare al DJ anche un qualcosa di live. Quindi adesso ci sono molti DJ che oltre magari a suonare con console, magari suonano in analogico, quindi con strumenti proprio veri analogici, ricreando tutto un live in sostanza. E quindi non più solo CD come magari ai tuoi tempi, o vinile o chiavette o quello che è, ma proprio live set. Live set. Ai miei tempi, chiaramente era molto differente, abbiamo circa 20 anni di differenza io e te, e mi fa piacere che hai nominato i miei tempi perché mi hai fatto venire in mente una cosa. Tu sei di Moruzzo, Sì. vicinissimo a Fagagna, che ci ricorda tanto Robert Miles, che anche lui è stato un innovatore incredibile della musica Sì. e che abbiamo un bellissimo ricordo suo, insomma, qua in zona, ed è molto bello che tu, donna, minuta, bionda, piccolina, stai creando una cosa, non voglio dire simile, ma insomma un parallelo, no? Nella zona tra una persona che sta emergendo con la musica e con il DJ. Ovviamente non stiamo facendo dei paragoni, ma solo No, una no, comunanza chiaro. di Sì, paesi, sì, sì. ecco. E nell'ambiente dei DJ, tu sei una donna, come va? C'è comunque competizione, però è difficile emergere sia come donna che come uomo, secondo me. E tutto sta nella bravura che hai sia di prendere il pubblico che di interfacciarti di conseguenza a loro. Puoi essere donna, puoi essere uomo, puoi essere bisex, puoi essere gay, Quello che vuoi, che insomma. comunque cioè, sta proprio a te fare la differenza. Quindi è un ambiente meritocratico. Esatto. Ottimo, quindi Non c'è- emergi se hai le tue... se hai le se- capacità, come magari per qualcuno è stato più facile perché ha avuto le conoscenze, o sarà sicuramente più facile, però diciamo che per chi parte da zero e cercare di arrivare a un certo traguardo, superare un certo traguardo, non è proprio così scontato.
ecco. Però con passione e impegno ci stai dimostrando Sì, che sì, si sì. può arrivare. Io ho visto un video molto bello, recente, credo che sia il tuo ultimo, dove c'è una ragazza sospesa su un cerchio. È stato difficile realizzare un set in Eh, quella zona lì, vuoi raccontarci? È stato divertente, sicuramente, e molto impegnativo anche perché quando vai a realizzare uno di questi set, che a me piace molto tra l'altro perché mi diverto, sto in mezzo alla natura, e Sempre in Friuli, tra sì, l'altro. sempre in Friuli, è impegnativo ma divertente perché, boh, prima ci sta il fatto che devi dire, ok, devo rendere uno scenario particolare, no, molto bello, e quindi ci metti tutto l'impegno che è possibile e immaginabile, tanto che quando arrivi, che comunque non è che siamo in tanti, perché siamo io e il mio ragazzo, poi c'è magari qualcuno che mi dà una mano, ma principalmente sono io che dirigo, diciamo, i lavori, no? Mentre ti ascolto controllo i biscotti, sai? Sì. E di conseguenza poi arrivi a una certa che sei sul momento per fare il set, che sei stravolta, sei già stanca, tipo Sì. non vedi l'ora di andare a casa, però insomma sì, è comunque una bella esperienza, diversa da suonare davanti a un pubblico. Certo, quindi tu suoni sia all'aperto, in questi set che crei, questo in particolare era vicino a Chiusaforte, vero? Sì, Rio Però- Repepeit. Come? Rio Repepeit. Rio Repepeit. Ma hai avuto dei set anche presso dei castelli friulani? Sì. Anche su una collina qua vicino tra Fagani e Moruzzo, vero? Come fai a trovare questi posti? È una tua passione per... racconta. Diciamo che cerco un po' su internet e poi vado a fare un sopralluogo per vedere intanto se il posto è raggiungibile in macchina, che assolutamente certo, se perché no, avete un sacco- sì. E poi se vedo che è fattibile chiamo chiaramente in comune per avere i permessi, tutto quanto, per sapere anche se è possibile fare, perché non è detto che tutti quanti ti siano d'accordo, no? Ma fino adesso non ho avuto problemi, quindi speriamo di continuare così, visto che ho addocchiato altri 2 posticini molto Ok. carini. Incrociamo tutto per te. Incrociamo, sì, dai. Che consiglio dai alle ragazze? Beh, diciamo che il consiglio che do è principalmente uno di non mollare, anche se magari alla prima o alla seconda trovi dei muri o delle sconfitte, perché sono successe anche a me, però non ha mollato e tuttora non me la sento di mollare, perché comunque raggiungi piano piano dei traguardi che ti danno sempre una soddisfazione in più e una voglia di fare che è il doppio di quella di prima. Di conseguenza, se siete delle donne tenaci, che sicuramente lo siete, vi consiglio di non mollare, andare avanti per la vostra, che prima o poi il traguardo che volete raggiungere lo raggiungerete. Grazie Elisa per questo messaggio tutto al femminile, ci piace veramente molto, dimostra di essere una vera donna del Friuli Venezia Giulia, bella, tenace, forte, nonostante sia, non so come la vedete voi in telecamera, ma dal vivo è veramente minuta e veramente molto carina. Grazie. Bene, io adesso ti porto i biscotti che ti ho preparato, Ok. facciamo un assaggino? Dai, fatta. Ottimo. Non vedo l'ora. Questi sono i tuoi biscottini, sono le S di Raveo, Wow. molto artigianali, Guarda che belli, complimenti. pronti via, buon assaggio. Grazie. Cavolo, brava, Grazie. veramente. C'è anche il tuo C'è anche cane Perla che aspetta, se vuole vuoi, una un salsa, pezzettino un piccolino, pezzettino. piccolino. Piccolo piccolo. Non dovrebbe, ma insomma, un pezzettino se lo merita, che è stata brava oggi. Lasciamo Liza Chain, Elisa, tranquilla, sta mangiando i suoi biscottini. Il Friuli offre anche questo, degli ottimi DJ, quindi chiunque abbia un locale sa che può cercarla sui social, come Liza Chain, appunto con la Y. Io vi saluto, vi do appuntamento sabato prossimo con una nuova ricetta e un nuovo ospite. Mamma e Tignissi Conto. Ciao!